Digitour è un progetto importante realizzato da Venetian Cluster in partenariato con la Fiera di Longarone. Ce ne parla Sergio Calò. Sergio Calò, direttore di Venetian Cluster, di che cosa vi occupate e soprattutto perché siete qui ad Agrimont edizione 2024? Allora, Venetian Cluster è una rete innovativa regionale riconosciuta dalla Giunta regionale del Veneto e dalla European Cluster Platform, quindi siamo anche un cluster europeo e serve per sviluppare a livello economico, sociale e culturale il nostro territorio per quanto riguarda i settori del patrimonio culturale, le imprese culturali e creative e l'ambiente. Siamo qui in Agrimont perché stiamo collaborando con la Fiera di Longarone al progetto Digitour. Noi siamo il lead partner del progetto Digitour, che è un progetto di cascade funding, quindi di finanziamento diretto alle imprese del territorio per sviluppare progetti di diverso tipo, però di digitalizzazione e di sviluppo tecnologico delle imprese stesse, imprese del turismo, dell'accoglienza e ovviamente anche dell'agroforestazione. E sono progetti molto concreti che riescono a dare un riscontro operativo alle imprese attraverso dei digital provider nazionali e internazionali, in modo da sviluppare la propria visibilità, il proprio marchio, la propria capacità di comunicazione o sviluppare nuove tecnologie utili a ottimizzare i prodotti o a posizionarsi in maniera migliore nel mercato di loro riferimento. Il progetto Digitour essenzialmente è un progetto nei numeri che ha finanziato 140 progetti per 165 imprese su 14 paesi europei diversi, un valore complessivo di 2 milioni e 8 circa. Maurizio Malè, coordinatore del progetto Life VAIA, di che cosa si tratta? È un progetto finanziato appunto dal programma LIFE, che è un programma europeo che supporta azioni in campo ambientale, ed è un progetto dedicato alla riforestazione, ma con una modalità un po' innovativa. Cioè noi andiamo a ricostituire i boschi che sono stati distrutti dal tornado Vaia, però utilizzando questo spazio che è stato lasciato vuoto dagli alberi caduti per coltivare momentaneamente i frutti di bosco o altre piante che possono essere utili per l'alimentazione, ma anche per altri scopi come la farmacopea. Questa coltivazione permetterà a dei privati di coltivare, quindi di avere un ritorno economico, nel frattempo anche riforestare, quindi mentre vengono messe a dimora queste piantine, diciamo, agricole, intorno si vanno a ripiantare anche gli alberi che formeranno il nuovo bosco e formeranno un bosco con una biodiversità maggiore, perché si scelgono specie diverse, tutte adatte ovviamente al clima locale, pensando ai futuri cambiamenti climatici che purtroppo ci dicono saranno sempre più frequenti, quindi un bosco che avrà una maggiore biodiversità e una maggiore resilienza agli effetti estremi dei cambiamenti climatici. Questo progetto andrà avanti fino al 2026 e potrete seguirlo anche da casa sul sito internet www.lifevaia.eu per vedere gli sviluppi dei prossimi anni.